Agrigento, nell'aula magna del Consorzio Universitario, in collaborazione con l'Associazione Strada degli Scrittori, presieduta da Felice Cavallaro, è stato presentato il libro di Ornella Sgroi intitolato È la coppia che fa il totale. La scrittrice catanese, giornalista e critico cinematografico, è intervenuta in streaming insieme ai comici palermitani Ficarra e Picone, che quest'anno festeggiano i 25 anni di carriera e a cui è dedicato il libro della Sgroi. Con la strepitosa coppia, la premiata ditta Risate Assicurate, Ficarra e Picone, abbiamo cominciato un ciclo di incontri insieme con il Consorzio Universitario Empedocle di Agrigento. Come Strada degli Scrittori ne sono fiero, anche perché ci consentirà tutto questo, anche attraverso grandi scrittori come Catena Fiorello o Aldo Cazzullo, di sollecitare l'attenzione di tanti studenti delle materie umanistiche, di architettura, di lettere, di italiano, di approfondire una tematica fondamentale, che è il rapporto fra letteratura e trasposizione cinematografica. Con Ficarra e Picone questo è stato possibile farlo, non soltanto richiamandoci alle risate di una coppia che certamente della satira pungente ha fatto una cifra fondamentale della propria esperienza, ma perché attraverso queste risate intelligenti si arriva ad affrontare i temi della disoccupazione, della legalità, della lotta alla mafia, del tema del dramma della migrazione, anche attraverso tutti i loro film che in questo libro che oggi abbiamo presentato, il libro è scritto da Ornella Sgroi per HarperCollins, ecco, attraverso questo libro e ripercorrendo le sceneggiature dei loro film riusciamo ad avere un quadro del modo in cui affrontare tutta una serie di temi che ci riportano sempre all'impegno civile. Oggi si è svolto presso il Consorzio Universitario di Agrigento, che ho l'onore di presiedere, un evento estremamente importante nell'ambito del corso di formazione Global 2, che si propone non solo la crescita culturale e lo sviluppo sociale della nostra provincia, ma anche offre la possibilità di nuove opportunità di lavoro ai giovani agrigentini, in maniera particolare a quelli che lo frequentano. Tant'è che si pensa già al rilascio di attestati per delle attività qualificanti come quella di scenico, come quella di sceneggiatore, come quella di addetto luci, di fonico, professioni che non facilmente possono essere maturate nell'ambito della nostra regione. Oggi è stato un evento particolarmente rilevante dal punto di vista letterario, perché abbiamo avuto in collegamento streaming non solo l'autrice del libro che è stato presentato, ma anche i protagonisti del libro, cioè Ficarra e Picone, sotto il coordinamento del dottore Felice Cavallaro, noto giornalista e direttore della Strada degli Scrittori. Si è svolto questo incontro, questa presentazione, che ha messo a disposizione di coloro i quali erano presenti in sala, per la verità in pochi per le norme anticontagio, e dei molti che erano collegati in streaming, la possibilità di acquisire conoscenze sul linguaggio, sulla scrittura, sulla trasposizione nel cinema di quelli che sono i significati letterari, ed è stato un momento di grande confronto, anche perché molti frequentatori del corso, molti studenti del consorzio hanno avuto la possibilità di formulare delle domande alle quali Ficarra e Picone hanno risposto in maniera precisa, in maniera scrupolosa, in maniera estremamente intelligente, anche se con quel tono ironico che ha caratterizzato il loro impegno professionale. Continueremo con questi impegni di presentazione di libri, ma non solo, per arricchire la proposta culturale e formativa del Consorzio Universitario, e ci auguriamo che possiamo contribuire anche con queste manifestazioni alla tanto agognata crescita sociale ed economica della nostra provincia.